Collega Cestaro, lei ha sprecato tutto il tempo che aveva a sua disposizione per tentare finalmente di dire cosa pensa sulla diga del Vanoi, per spiegare al Consiglio e ai tanti cittadini di Belluno che ci stanno seguendo che la colpa della diga del Vanoi è del PD, di Renzi, di Del Rio, di Patuanelli, della collega Baldin. Ora, io credo che questo atteggiamento sia una presa in giro rispetto alle persone che su quest'opera stanno provando a fare un ragionamento partecipativo dal basso e penso anche che sia un atteggiamento che presuppone malafede rispetto a quello che lei dice con la responsabilità dell'incarico che riveste in quest'Aula. Un atteggiamento che rivela la logica minoritaria di cui lei è vittima, inutilmente difensiva. Un atteggiamento, alla fine, collega Cestaro, che rivela il legittimo imbarazzo in cui lei si trova, vivendo una condizione per cui quando siede su quel banco qui a Venezia deve fare quello che le dice di fare la giunta della regione del Veneto e quando torna a Belluno deve fare quella che rappresenta il territorio. È imbarazzante, mi rendo conto. Ma il gioco delle due maschere, quella che difende contro il Vanoi a Belluno e quella che si arrampica sugli specchi a Venezia, è finito. E oggi ci sottopone al voto una mozione che ha un impegno superato dai fatti. Che venga peraltro registrato agli atti che ho predisposto una mozione rispetto alla quale avevo chiesto la discussione congiunta alla sua, richiesta che non è stata accolta in conferenza capigruppo per contrarietà del capogruppo PAN, ma arriverà anche quella. Allora lei può perdere tutto il tempo che vuole, consigliera Cestaro, a rifare la storia del perché Renzi si è inventato di fare il serbatoio del Vanoi. Oggi però lei ci deve dire chiaramente se è favorevole o se è contraria alla realizzazione di quell'opera. Riesce a rispondere a questa semplicissima domanda? Perché l'ultima volta che gliel'abbiamo chiesto in quest'Aula, con una mozione presentata dalle opposizioni a prima firma, guarda, lei ha detto che non era contraria all'opera. E questo lo sappiamo noi e lo sanno i cittadini di Belluno. E oggi con questa mozione, che non ha nessun tipo di impegno formale di contrarietà all'opera, sta tentando l'ennesima operazione di camouflage. Ora, io non lo so se sia colpa di Renzi, di Patuanelli, di Del Rio. Io so che oggi la responsabilità di poter dire una parola definitiva sull'opera della diga del Vanoi sta anche dentro quest'Aula. Allora io le chiedo, è insieme a noi nella battaglia di chi ritiene che sia necessaria una valutazione ulteriore e nella convinzione che l'impatto ambientale di quell'intervento supera di gran lunga i benefici che ne deriverebbero? Perché ci basterebbe questo, ai suoi concittadini basterebbe questo, ha il coraggio di dirlo? E soprattutto chiedo, la Giunta, che finora formalmente non si è mai espressa, perché gli atti che finora la Giunta ha fatto erano di fatto degli atti, diciamo, dovuti rispetto a quest'opera. La Giunta che ora verrà interpellata nel processo di consultazione pubblica iniziato dal Consorzio che ha in capo la progettazione. L'opinione e il parere che dovrà obbligatoriamente esprimere su quell'opera sarà un parere a favore o contrario, perché noi chiediamo che la Giunta esprima parere contrario all'opera. Possiamo sapere come la pensa lei, consigliera Cestaro? Ci dica come la pensa e cosa farà qualora la Giunta invece dirà, se lo farà, che è a favore. È un'opera controversa, non pretendo di avere la verità in tasca. È certamente un'opera che mette in conflitto e in contraddizione le legittime necessità dell'agricoltura di pianura ad avere l'acqua per fare attività di impresa, ma l'altrettanto legittima necessità dei territori di montagna di vedere il loro ambiente rispettato. Ci dica, collega Cestaro,
lei da che parte sta, perché in quest'Aula ancora non l'abbiamo capito. Poteva almeno risparmiarsi di presentare l'ennesima mozione dell'arrampicamento sugli specchi. Grazie Presidente.